Invitano a perdersi nei più minuziosi dettagli, a viaggiare nel tempo con la prospettiva di un gabbiano che sorvola la città, i 40 grandi disegni di Sandro Migliarini esposti al Galata Museo del Mare di Genova, che rappresentano con esattezza fotografica, da una prospettiva aerea, la città com'era fra 8 e 900. Un lavoro certosino, fatto partendo da fotografie d'epoca e iniziato con la città di Genova per estendersi poi ad alcune località della Riviera di Ponente, come Alassio, Cervo e Bordighera, frequentate nel passato, prima per motivi di formazione culturale col Grand Tour e poi per motivi di salute, da un gran numero di turisti inglesi. E la mostra è dedicata proprio a loro, ai viaggiatori britannici che hanno lasciato nel corso del tempo diari e racconti di viaggio su Genova e sulla Riviera Ligure, tutti ricordati con brevi biografie nel bellissimo catalogo della mostra che sarà aperta fino al 6 gennaio. La tecnica è semplicissima, semplicemente penna usata al tratto. Quindi il minimo indispensabile per creare qualcosa, ossia un foglio di carta e una penna. Partendo però da delle fotografie d'epoca. Cercando di collegarle fra di loro in modo da avere una continuità. Lei ha scelto la visione la veduta dall'alto, perché? Diciamo che sono sempre stato affascinato dal volo e la possibilità di avere una vista come quella dei gabbiani mi sembrava la più affascinante possibile, e poi perché comunque la visione dall'alto è quella che riesce a spiegare esattamente come è fatto un oggetto. Ecco, lei ha ricostruito con queste immagini, con questi disegni, quello che era l'aspetto di Genova e di altre località liguri in tempi passati, diciamo fra 8 e 900. Quindi ha in qualche modo fatto una ricostruzione storica. Esatto, sì, ho fatto una ricostruzione storica integrandola con delle parti, diciamo, di fantasia, facendo delle piccole operazioni di scambio, ad esempio fra una facciata che io avevo rappresentato su una fotografia, che però era quella sbagliata, e quindi ho trasferito la facciata dall'altra parte. Ad esempio piccole operazioni del genere che comunque sono invisibili a qualsiasi osservatore, per cui ho integrato con la fantasia quello che proprio mancava. Quanto tempo è occorso per realizzare tutti questi disegni? Direi un tempo piuttosto lungo, almeno 11 anni. 11 anni di lavoro in cui ho iniziato a occuparmi, sono partito dalla via Ponticello e poi man mano sono arrivato agli ultimi esempi qui dietro della Riviera. Ecco, la Riviera in particolare è collegata alla presenza degli inglesi, ovvero turisti, diciamo, che hanno frequentato questi luoghi in tempi in cui esisteva un turismo d'élite colto che frequentava la Riviera. Questo collegamento che significato ha? Ma non era soltanto un turismo colto, era anche un turismo, diciamo, di tipo salutistico, nel senso che molti arrivarono in seguito a un libro di Bennett che era guarito dalla tubercolosi a Bordighera, e quindi molti speravano di ottenere gli stessi risultati. Quindi si è arrivati al fatto che, ad esempio, ad Alassio su 2000 persone residenti c'erano 3000 inglesi, quindi più inglesi che residenti. Tutto questo lavoro è diventato anche un libro. Questo è diventato anche un libro dove sono raccolti, anche per il libro ci è voluto circa un anno, c'è tutta una raccolta di materiale tratto dai libri che gli inglesi scrivevano dalla metà del Seicento in poi. Loro parlano di tante cose, parlano soprattutto della difficoltà del viaggio, del fatto che bisognava percorrere a 2 miglia all'ora, che era pieno di pericoli, che praticamente era meglio il viaggio per mare, però non sempre il viaggio per mare era possibile, eccetera. C'è chi parla delle lucciole che non ha mai visto e chi parla delle fortificazioni che ci sono intorno all'Erice, di chi vede l'aspetto militare, chi vede un aspetto romantico della cosa.